Questi 3 giorni noi avremo una tavola rotonda di apertura che vuole appunto rappresentare quello che i dottori agronomi e i dottori forestali hanno fatto nel corso di 100 anni di attività. La nostra professione è codificata dal 1924 e quindi abbiamo festeggiato lo scorso anno 100 anni. Apriremo con la presenza di personalità, in modo particolare alla tavola rotonda ci sarà Amedeo Alpi, professore dell'Università di Pisa, vicepresidente dell'Accademia dei Georgofili e membro dell'Accademia dei 40, che ci darà proprio un taglio di quello che è stata l'evoluzione dell'agricoltura e il ruolo dei tecnici in questi 100 anni. Nel corso delle 3 giornate ci saranno oltre 50 relatori a livello nazionale e internazionale, con 4 sessioni, una sul boschi, foreste e le nuove sfide ambientali. Nella sessione successiva del pomeriggio del 6 si svolgerà sul tema territori e nuove produzioni per uno sviluppo sostenibile. La terza sessione parlerà della transizione ecologica nella pianificazione urbana, proprio perché uno dei temi che ormai è sempre di più all'ordine del giorno è il fatto di mettere a dimora alberi e di rinverdire le città per renderle più vivibili, ridurre l'isola di calore, migliorare la possibilità di fruire del verde da parte di tutti gli strati sociali. Ci sarà Isabella Angueloschi, che è dell'Università di Barcellona, con una visione quindi anche europea e mediterranea. Infine la quarta tesi sarà sulla formazione e parleremo della necessità di un aggiornamento continuo, soprattutto rivolto ai dottori agronomi e ai dottori forestali che devono affrontare le nuove sfide che ci pone la tecnologia. Abbiamo stipulato una convenzione recentemente con Agritech, che è il centro di ricerca a livello nazionale, per la quale sarà presente il direttore Marco Pacini, che parlerà in questa sessione. Infine, la tavola rotonda sul ruolo del dottore agronomo tra banche dati, intelligenza artificiale e nuove tecnologie, in cui cercheremo di far capire che le nuove tecnologie sono uno strumento a nostra disposizione, dobbiamo riuscire a governarlo, a seguire con l'Assemblea dei Delegati che approverà la Carta di Roma, che sarà il nostro vademecum per i prossimi anni.